Euroregione.news. Bertiolo, prima da 75 anni. La festa regionale del vino friulano è pronta a partire. Da sabato 9 a domenica 24 marzo, festeggiamenti presentati presso il Palazzo della Regione a Udine, con il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, gli organizzatori e la Sindaca Eleonora Viscardis. Siamo la prima festa del vino che apre praticamente tutti gli eventi della regione, che sono sicuramente molti legati proprio all'elemento vino, all'elemento proprio anche di enoturismo, che è una caratteristica di queste feste, ma l'apertura ce l'abbiamo appunto con la festa di Bertiolo, che inizierà proprio sabato 9 alle 18 presso l'Enoteca. Si darà il là a 3 fine settimana di tante attività. Bertiolo, festa del vino friulano, e questo è l'indiscusso protagonista, anche perché viene proposto sotto una forma veramente di qualità e di gestione anche insieme all'Asso Enology, che viene garantito di questo aspetto, ma di fatto è un contenitore di tantissimi eventi. Ci sono circa 50 di eventi che si snodano in questi 3 fine settimana, che spaziano veramente dalla musica allo sport, alla cultura, alle serate informative. Poi c'è il Luna Park, ci sono i temi proprio legati ai 3 weekend. Il primo weekend è dedicato ai bambini, alle famiglie, e ci saranno proprio intrattenimenti dedicati a loro. Il secondo è il mercato, il tipico mercato di San Giuseppe, quest'anno arricchito, perciò lo troverete sicuramente arricchito perché le postazioni sono più che raddoppiate. E il terzo invece è quasi una festa nella festa, perché è la festa del raduno dei motori, la festa dei motori, un motoraduno, che quest'anno avrà caratteristiche nazionali, perciò arriveranno da tutta Italia. E confidiamo anche nel bel tempo, perché quello sicuramente è un ottimo alleato. Mi preme ringraziare il presidente della Proloco Risorgive, con tutto il direttivo, con tutti i suoi uomini e donne che lavorano e che riescono a catalizzare tantissimi altri volontari che per questa iniziativa appunto si mettono a disposizione. Sono circa 200 volontari che lavorano in questi 3 weekend, ma stanno lavorando da novembre, da dicembre, perché è una programmazione molto lunga. Un grazie, l'amministrazione è grata a tutti loro, che possono, grazie al loro lavoro, possiamo effettivamente offrire al meglio e uscire al meglio con questo evento, che è di promozione per il nostro territorio. Si fa conoscere, e si fa conoscere a mio giudizio sotto aspetti positivi. Abbiamo detto che la festa del vino di Bertiolo è tante cose, è un contenitore. Al suo interno c'è un riconoscimento, un premio che ormai nasce nel 98 e va avanti da parecchi anni, che vuole individuare e premiare persone che hanno i natali nel Friuli, intesa proprio come piccola patria del Friuli, che si sono distinti per professione, o per sport, o per arti. Infatti ci sono stati tantissimi che hanno spaziato in tantissimi di questi settori. Quest'anno la persona che è stata individuata dalla commissione Friulano Doc è Stefano Marin. È una persona che non è conosciuta, non è una persona popolare, ma è una persona che svolge un ruolo molto importante e molto particolare. È ispettore della Gendarmeria della Città del Vaticano. Praticamente lavora in questo contesto da 27 anni, perciò da 27 anni lui è a fianco degli ultimi 3 papi del millennio, perché la Gendarmeria del Vaticano, composta da 150 componenti, di cui appunto lui ne fa parte come ispettore, è proprio la Gendarmeria che si occupa della sicurezza della Città del Vaticano, ma in particolare della figura del Papa. Praticamente lui è stato a fianco del Papa Wojtyła, del Papa Ratzinger e adesso di Papa Bergoglio. Sabato 9 marzo alle 18 si apre la festa del vino di Bertiolo. Vi aspettiamo tutti, e dal 9 per 3 weekend ci sarà sempre da cosa fare, da divertirsi, da stare insieme in allegria e naturalmente degustare un buon vino friulano. Quest'anno abbiamo avuto una buona affluenza, perché dopo il periodo del Covid, che era
chiaramente c'è stata una flessione, quindi lentamente si sta riprendendo tutto. Quest'anno siamo riusciti a contenere 66 aziende che hanno aderito a quello che è la nostra manifestazione pertanto che viene sempre riconosciuta a livello regionale come una manifestazione dove i produttori chiaramente portano il proprio vino a fare il primo test dopo un anno di lavoro e quindi vedono quello che è il frutto del loro lavoro. Come tipologia di vini chiaramente abbiamo avuto una qualità elevata, perché diciamo che quasi totalità dei vini presentati saranno presenti in enoteca, pertanto anche il lavoro degli enologi, di tutti i partecipanti alle degustazioni e alle selezioni è stato molto impegnativo. Questo sta a testimonianza anche del fatto che dopo, una volta ultimati i lavori, molti si sono fermati e hanno parlato tra di loro per vedere secondo loro qual era il vino migliore e cosa ne pensavano. Comunque erano tutti dei discorsi che si sentivano, erano tutti stupefatti del prodotto presentato chiaramente. Sono anni ormai che tutti mi chiedono chi è il vincitore e chi è il vino migliore. Non lo dico assolutamente, non l'ho mai detto, non lo dirò mai. Per saperlo dovete solo presentarvi sabato sera alle 6 all'apertura della manifestazione e lì saprete i vincitori. Avere 75 anni e non dimostrarli, questo è il valore aggiunto della Fiera del Vino di Bertiolo, una fiera che nasce alla fine degli anni 40 del secolo scorso, quando molto probabilmente ai banchi di Messita venivano messe delle damigiane bianco e rosso e dove più che alla qualità si pensava alla quantità della vendita. Se adesso noi facciamo un salto, vediamo oggi dove è arrivata questa manifestazione, una serie di enologi, di enotecnici che fanno selezioni severe per portare ai banchi di Messita il meglio della qualità della produzione enologica del nostro Friuli Venezia Giulia. Una Proloco che ha costruito un programma molto intenso, adatto a tutte le età e per ogni interesse culturale, sportivo, enogastronomico, quindi veramente una Proloco attiva che ha organizzato una grande festa del vino. Poi giustamente il mese di maggio, terzo e quarto weekend di maggio, Sapori Proloco, una manifestazione che arriva alla 21esima edizione, dove una ventina di Proloco porteranno i prodotti del territorio, anche lì una sinergia, fare squadra per proporre il meglio della produzione enogastronomica della nostra regione. Per la festa del vino di Bertiolo parlano i numeri, 75esima edizione, oltre 200 volontari coinvolti, 3 fine settimana di festa con un programma assolutamente ricco che dimostra la forza della Proloco e della collaborazione con l'amministrazione comunale. C'è naturalmente il vino come protagonista che permette di far apprezzare oltre 60 cantine con i loro prodotti, la qualità del vino del Friuli Venezia Giulia, ma c'è tanto altro, c'è musica, c'è cultura, c'è sport, ci sono eventi di territorio, ci sono tradizioni popolari, c'è tutto quello che caratterizza una festa di eccellente livello e questo naturalmente è dovuto al lavoro e alla passione che ci mettono i tanti volontari che ci lavorano per mesi e a loro va il nostro ringraziamento, come va il ringraziamento a tutti i produttori per l'impegno che ci mettono a far sì che il vino friulano sia sempre di maggiore qualità e sempre più apprezzato in Italia e nel mondo. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news